Si è svolta a Cammarata presso il Borgo Callea, nonostante il tempo non sia stato dei migliori, la sagra della Quastedda a faccia di vecchia, un borgo di meraviglie, i nostri sapori autentici e genuini. L'iniziativa, finanziata dall'assessorato all'agricoltura della regione siciliana, sviluppo rurale, pesca e dipartimento dell'agricoltura, dal comune di Cammarata e dalla locale Proloco. Nella giornata di sabato 20 maggio, nella mattinata, si è svolto un interessante e approfondito convegno, moderato da Nerina Di Nunzio, docente universitaria, esperta in comunicazione, dal tema Cibo e parole, che hanno raccontato l'agrobiodiversità di questi luoghi, dai grani antichi all'asparago selvatico, dai tanti pomodori alle erbe officinali. Insieme all'Università di Palermo è stato anche affrontato il tema dei cambiamenti climatici, della ricerca, dell'opportunità, il tutto nella cornice di questa prima sagra voluta dal sindaco Giuseppe Mangiapane, la sagra della Quastedda, una sagra che vuole essere anche di cultura e fonte di una buona economia, di turismo e di sviluppo. Io da 9 anni non ho l'automobile e prediligo il cammino, camminare sempre a piedi. In città ovviamente per percorsi più brevi, durante l'estate quelli più lunghi, e ho scelto la Magna Via Francigena. E una tappa importante è proprio quella di Cammarata, dove ho fatto amicizia con il sindaco Giuseppe Mangiapane davanti a una Quastedda. E come definiresti questa Quastedda? È davvero l'antenato della pizza, la prima pizza della storia secondo me, perché è un prodotto semplice, molto gustoso, molto accattivante, perché si può mangiare con i pomodori ma anche senza nulla, ma dentro c'è del formaggio, c'è questo grano antico che parla della storia della Sicilia, è davvero qualcosa di ancestrale e gustoso. Sono più importanti le cose, quindi parliamo di cose o delle persone? Questa domanda che mi sta facendo è una domanda a trabocchetto, perché sai benissimo che credo che le persone siano la chiave del successo di ogni territorio. Non i prodotti, non i luoghi, non la natura, non i monumenti, ma il cuore che ci mettono le persone, il cuore di chi mi ha accolto, di chi mi ha ricevuto, di chi mi ha portato in giro, la Proloco, gli operatori turistici, il sindaco stesso, tutti coloro che hanno lavorato con lui, il comitato di accoglienza. Questo fa la differenza, e in Sicilia voi avete un cuore grande, accogliente, appassionato. Non mi dimenticherò mai di come mi avete trattato. Come definiresti questo Borgo delle Meraviglie? Questo Borgo delle Meraviglie è un borgo da favola, dove avvengono cose fatte con pazienza, fiducia, amore, lentamente negli anni, e soprattutto ora che è il momento di stare uniti, di vivere una nuova vita uscendo fuori, si sta facendo energia, si sta facendo messaggero di questo. A me piace questo borgo perché è un borgo dove mi sento a casa nonostante io sia di Roma. Centinaia sono state le Quastedde che si sono preparate nel corso della serata al Borgo Callea, tante signore volontarie che hanno lavorato per tutta la serata per fare gustare ai presenti le Quastedde, a dimostrazione che il popolo di Cammarata è un popolo di artisti, cuochi e allevatori. Un ringraziamento al sindaco è stato fatto anche dall'Associazione Ragazzi dell'Arca per averli coinvolti durante la preparazione e lo svolgimento della sagra della Quastedda. Insomma, un bel momento di condivisione che ha visto i giovani particolarmente impegnati per la riuscita dell'evento. Il sindaco Giuseppe Mangiapane, a conclusione della sagra, ha dichiarato: finalmente Cammarata ha avuto una sua sagra che ha raccontato il territorio, la sua biodiversità, la tradizione, i sapori autentici delle nostre origini. Quindi, a conclusione dell'evento, il concerto dei Malarrazza 100% Terrone, particolarmente apprezzato dai tanti presenti.